bimbo di 4 anni e mezzo di Cordignano prelevato all'asilo su ordine del Tribunale dei minori per toglierlo alla nonna e darlo in affido. La donna colpita da un malore: ridatemi, dice, il mio bambino. Apertura e ballo da luglio con il Green Pass. I gestori delle discoteche vedono la fine di un tunnel, ma ancora tanti dubbi dalla capienza, le mascherine ai tempi lunghi delle 2 dosi di vaccino per ottenere il pass. Spero che siano obbligati a ripulire tutto, non è una semplice ragazzata. Le parole dell'assessore all'istruzione del comune di Montebelluna Claudio Borgia sul Rai dei giovani trevigiani al ponte di Bassano. Chi ha agito è solo un vandalo e danneggia anche noi che cerchiamo di rivitalizzare le aree degradate. Le parole del writer Diego Montagnier, concittadino e coetaneo dei giovani denunciati. Nuovo sopralluogo nel cantiere dove è morto il giovane Mattia Battistetti poco più di un mese fa. Smontata la gru dalla quale si staccò il carico fatale, salgono a 12 gli indagati per la tragedia. Motrice di un camion prende fuoco, intervento dei vigili del fuoco a Castelfranco, pesanti ripercussioni sul traffico lungo la Postumia. Anche a Treviso la tappa del Tour de France, il Giro d'Italia in sella alla bicicletta dei protagonisti di DJ Chiama Italia, Linus e Nicola Savino. La festa di Sant'Antonio a Padova, domenica la maratona del gruppo Media Nord-Est, diretta dall'alba per raccontare tutte le emozioni di una giornata unica. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con una vicenda davvero drammatica. Un bambino di neppure 5 anni prelevato all'asilo a Cordignano per toglierlo alla nonna. Il caso accaduto ieri mattina ha suscitato una grande impressione in paese. Amareggiato il sindaco di Cordignano, deciso a dare battaglia in aula l'avvocato. Sentiamo. Mi manca tanto il mio bambino. L'hanno strappato. Prelevato ieri mattina all'asilo dalle assistenti sociali dell'ULSS 2 che lo hanno accompagnato nella casa che lo ospiterà temporaneamente, quella di una famiglia affidataria. Un bambino di 4 anni e mezzo di Cordignano, su disposizione del Tribunale dei minori di Venezia, è stato allontanato dalla casa familiare, quella della nonna, a cui era stato affidato dopo che era stata tolta la patria potestà ai genitori. Servizi sociali e giudice dei minori hanno ritenuto non idoneo anche l'attuale ambito familiare in cui il bambino viveva, sebbene negli ultimi mesi molte delle criticità fossero state superate. Hanno detto che l'hanno messo a casa di una famiglia con 2 bambini. E che felicissimo, gli hanno detto la mia avvocatessa. Non è vero niente, perché eravamo una cosa sola, io e lui. La nonna è andata nella scuola materna a prendere il piccolo e non l'ha più trovato. Mi faceva male sul petto, qua sul cuore. Sono stata portata al pronto soccorso. Il sindaco di Cordignano, Alessandro Biz, conosce la nonna, ma non entra nello specifico del caso perché da circa un anno sono i servizi sociali dell'ULSS e non più quelli comunali a occuparsi di tutela dei minori. Non conosco quali siano le relazioni che sono state fatte dall'ULSS nei confronti della famiglia. Sono venuto invece a conoscenza che ci sarà un'udienza in tribunale proprio riguardo all'affidamento del bambino fra pochi giorni. È un caso che suscita una grande sensibilità nell'opinione pubblica, vista la tenera età del bambino, e ci auguriamo che per questo fanciullo vengano fatte le scelte migliori, qualunque esse siano. L'udienza del 15 giugno è quella fissata per discutere dell'adottabilità del piccolo. Contro il provvedimento di allontanamento del bambino dalla casa della nonna, l'avvocato dei familiari aveva già presentato ricorso in Corte d'Appello, rischiando di essere calendarizzata a settembre. Visti i fatti di ieri, il legale chiederà di anticiparla. Il provvedimento invece al quale è stata data esecuzione si basa su relazioni anche datate e su un quadro che non è più assolutamente attuale, quindi è assolutamente, non abnorme, ma insomma è un provvedimento errato che infatti è stato oggetto di reclamo e che ci auguriamo che possa essere ancora prima revocato dal Tribunale. Adesso parliamo del Covid e del Green Pass europeo. È arrivato infatti il via libera da Strasburgo, bene così anche se in ritardo, ha commentato oggi il governatore Zaia, proprio nelle ore in cui in Veneto si è superata la quota del 1 milione di immunizzati, cioè i veneti che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose.
Bella notizia, è sempre da buoni ritardatari, ma bella notizia, si doveva fare qualche mese fa. Consideri che io sono stato il primo a livello europeo, ma lo posso dire, penso ancora alla volta di aprile scorso, quindi sto parlando del 2020, quindi aprile 2020, più di un anno fa, a parlare di passaporto sanitario. Vi ricordate quanti attacchi ho avuto? Oggi si parla di Green Pass e si chiede Green Pass. Come quando parlai del virus che poteva essere artificiale, uscito da qualche laboratorio, mi presi un sacco di attacchi, adesso parlano tutti del virus artificiale. Il parallelismo è quanto mai di attualità con l'arrivo in Europa del presidente americano Joe Biden, intenzionato a capire le vere cause della pandemia, e a poche ore dall'ok del Parlamento di Strasburgo al Green Pass, il certificato vaccinale che permetterà di muoversi all'interno dell'Unione Europea a chi è stato già vaccinato, ai guariti e a chi risulta negativo al tampone. I certificati cartacei e digitali dovranno poi essere uniformati in tempi record in tutti i paesi. Il Veneto, ribadisce Zaia, è pronto ad adeguarsi. Noi cerchiamo di organizzarci, abbiamo una fortuna, abbiamo un'anagrafe vaccinale, abbiamo una storia sanitaria di ogni cittadino, per cui saremo in grado di fare la stampa dei certificati qualora fossero richiesti. Green Pass che farà la differenza non solo nel settore del turismo ma anche nel comparto collegato delle discoteche che vanno verso la riapertura a luglio. Spero che si possa pensare a una riapertura in sicurezza, valutando che i vaccinati possono andarci, valutando che chi ha fatto il tampone possa andarci o chi ha avuto la malattia. Le dirò che in Veneto noi stiamo vaccinando alla grande, per cui siamo in grado anche di fare in modo che molti possano avere titolo per partecipare. Vi ricordo che le discoteche non sono un vezzo, sono un settore economico importante, sono parte integrante della prima industria del Veneto, che è quella del turismo. L'intrattenimento è uno degli elementi dei cardine, una delle colonne portanti dell'offerta turistica del Veneto. Proprio in queste ore del resto si è superata la soglia non solo psicologica del 1 milione di veneti immunizzati, quindi con prima e seconda dose. Le vaccinazioni hanno cambiato il corso della storia. I vaccinati non tornano ovviamente negli ospedali. Campagna che almeno in Veneto continuerà a prescindere dalla formula utilizzata altrove dell'Open Day. Noi siamo stati attaccati perché non facciamo gli Open Day. Ognuno fa quello che vuole ed è legittimo farli. Noi abbiamo fatto la scelta di dare AstraZeneca, Johnson & Johnson agli over 60. Una scelta che abbiamo fatto noi. Riusciamo comunque a vaccinare tutti i nostri ragazzi con Moderna e Pfizer, però abbiamo fatto questa scelta, lo si sappia, quindi non venite ancora a chiedermi dell'Open Day perché non lo facciamo. Formula vincente non si cambia in attesa delle nuove dosi annunciate dal commissario Figliuolo. Siamo la prima regione d'Italia, la prima grande regione ad aver avuto riconoscimento di zona bianca, e quindi siamo la prima grande regione italiana ad aver cessato anche il coprifuoco, il che non vuol dire che dobbiamo fare la festa della liberazione. Dunque la parola magica anche per le discoteche è Green Pass, ma i dubbi dei gestori restano. Ci viene data la possibilità di ripartire. Speriamo che sia dai primi di luglio per poter anche noi riprendere un po' di ossigeno, diciamo così. Si è imboccata la strada che porterà alla ripresa delle serate in discoteca dal 1 di luglio grazie al Green Pass, ma i dubbi non sono ancora dipanati per i gestori delle discoteche. Gli imprenditori del divertimento sono preoccupati per le regole relative alla capienza, all'uso delle mascherine e soprattutto all'eventuale imposizione di mantenere la distanza di 1 metro. Se su una capienza ridotta i gestori sarebbero pronti a trattare, sulle mascherine obbligatorie e sempre e soprattutto sulla distanza mentre si balla sarebbero perplessi sul da farsi. Il protocollo proposto dai gestori prevede che le mascherine si indossino per accedere ma che si possano togliere per ballare. Si dovrebbe poter aprire anche al chiuso con una riduzione di capienza del 20% e ci stiamo battendo anche per evitare l'uso della mascherina, in quanto sarebbe veramente difficile farla tenere su ai nostri clienti. Riguardo ai vaccini, per ottenere il Green Pass sorge un altro dubbio. La campagna vaccinale procede bene, ma un giovane per fare 2 dosi di vaccino dovrebbe aspettare tempi troppo lunghi. Ovviamente per noi attendere anche il termine della vaccinazione con le 2 dosi si va un po' in là coi tempi, quindi anche per noi aprire si potrebbe rischiare di avere poco pubblico e noi abbiamo bisogno di grossi numeri perché le strutture sono molto grandi e chiaramente con poche persone non vale neanche la pena di aprire. I vandali trevigiani sul ponte di Bassano, lo ha detto ieri, lo ha ribadito oggi, Zaia, dovrebbero fare volontariato con gli alpini sul ponte di Bassano, e poi c'è lo sdegno di Montebelluna.
Mi aspetto che ovviamente gli amministratori di Bassano possano poi parlare direttamente con le famiglie e portare proprio i ragazzi a pulire quanto hanno fatto e quanto hanno sporcato. Per cui purtroppo sono veramente addolorato, io sono disponibile al dialogo con l'amministrazione, per qualsiasi cosa ci siamo, anche perché noi da tempo lavoriamo sul tema del bullismo. Va al di là del mero spirito di collaborazione istituzionale Claudio Borgia, assessore all'istruzione del comune di Montebelluna. D'altronde la questione non riguarda soltanto Bassano. Dei 6 vandali che hanno imbrattato il ponte degli Alpini sabato sera, 5 sono montebellunesi, 3 ragazzi, 2 ragazze, tutti di buona famiglia, studenti universitari. Purtroppo questa non è una ragazzata, io non sono un censore, sono stato un ragazzo vivace, ma questa va oltre la ragazzata. Quello è un monumento importantissimo per la nostra patria. Abbiamo aspettato 7 anni per il restauro. Non pensavamo di aver fatto una cosa tanto grave, la giustificazione dei ragazzi che Borgia rispedisce subito al mittente. Beh, sicuramente dalla poca conoscenza di quanto sia importante quel ponte per tutti gli italiani e per i veneti soprattutto, e secondo me anche dalla stupidità. A Montebelluna c'è anche un writer importante, Diego Montagner, che sui muri realizza vere e proprie opere d'arte e che ai nostri microfoni dice chi fa questi gesti sconsiderati danneggia anche noi. Del treno, perché qua sulla tradotta una volta passava il treno, c'erano 2 rotaie del treno, non a caso la locomotiva è 740, che è una locomotiva di quelle grosse, potenti, e attorno a questa per decorazioni ho messo vari fiori, tra cui i papaveri, perché i papaveri, io abito vicino alla ferrovia anch'io e vedo sempre attorno alla ferrovia una fila di papaveri pazzesca. E dopodiché, fiori per decorare, l'ape invece per sensibilizzare soprattutto il mondo delle api che sta svanendo, ecco. Ha iniziato questo lavoro dopo gli studi, ma la passione l'aveva fin da bambino. Oggi dipinge dei veri capolavori. Lui è Diego Montagner, 31 anni, professione writer. Per realizzare un'opera come questa gli servono dalle 35 alle 40 ore. È più bello lavorare su muri vecchi, un po' sporchi, un po' con impurità, come questo dietro di me con l'edera e tutto. Mi piace, anche se è sicuramente un po' più difficile, proprio perché sono ruvidi, si scrostano, bisogna stare attenti a dove verniciare perché può togliersi il colore. Opere, assicura Diego, che se non vengono toccate durano almeno 10 anni. Non solo, ma è lui a disegnare anche molte giostre, a volte raffigura castelli, a volte bruchi, e di certo la mano non gli manca, basta guardare i particolari di questo disegno. Domani invece sarà a Monfalcone alla Fincantieri per realizzare piccole decorazioni di una nave da crociera in costruzione. Su quanto accaduto a Bassano, dove i ragazzi hanno imbrattato lo storico ponte degli Alpini, prende le distanze. Questo, dice, è solo vandalismo. C'è differenza tra disegni e vandalismo. Questo è proprio vandalismo, dove tu vai a imbrattare una cosa di cui non hai neanche il permesso, oltretutto se è un monumento è ancora peggio. Ne ho visti di tutti i colori ultimamente. Le bombolette ne vendono sempre di più, sono sempre più facili da prendere, i ragazzi hanno sempre meno etica morale. Questi atti vandalici, termina Diego, danneggiano anche noi che siamo autorizzati e che vogliamo solo abbellire certe zone e donarle alla collettività. Insomma, questa è un'arte. Restiamo a Montebelluna, oggi un nuovo importante sopralluogo nel cantiere dove è morto poco più di un mese fa il giovane Mattia Battistetti. Sì, hanno staccato il braccio e adesso è giù per gli accertamenti. Nei prossimi giorni reinterverranno tutti gli ingegneri che ci sono stati qua venerdì e verranno esaminati. Questa mattina nel cantiere di via Magellano a Montebelluna è stata smontata la gru, quella gru che ha ucciso Mattia. Oltre un mese fa il tragico incidente, il giovane è stato travolto dal carico. È bastato un attimo per distruggere tutto, la vita della famiglia Battistetti, della sua fidanzatina, un attimo per cancellare i sogni di Mattia. Mamma Monica è sempre qui davanti a questo cantiere dove il figlio stava lavorando prima di quel maledetto giorno. Di vedere mio figlio arrampicato là, sarebbe stato il suo sogno, e invece Mattia non è qua oggi.
Mamma Monica ringrazia quanti sono stati vicini a loro, quanti hanno capito il dramma che stanno vivendo, fra loro proprio gli investigatori. Abbiamo trovato delle persone nello Spisa, nel capitano dei carabinieri, nei maresciallo, delle persone eccezionali veramente. Sono saliti a 12 gli indagati per questa tragedia. Lunedì in questo cantiere intanto torneranno i periti con la gru a terra appoggiata sull'asfalto sotto sequestro. Torno a ripetere la mia solita frase che chi ha sbagliato deve pagare. Basta, questa è l'unica cosa che ci fa andare avanti. Ha provocato gravi ripercussioni al traffico lungo la Postumia nel tratto della circonvallazione est di Castelfranco. L'incendio che stamane ha distrutto la motrice di un camion, episodio avvenuto poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, un'autobotte di Treviso e la polizia locale di Castelfranco, oltre ad alcune squadre di Enel, perché l'incendio ha interessato alcuni cavi dell'alta tensione. Ovviamente il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Adesso diverse operazioni dei carabinieri, raggiri telefonici ma anche online, super lavoro dei militari dell'Arma che hanno scoperto e denunciato diversi truffatori, a cominciare da un finto operatore di banca. Si è spacciato per operatore di banca e al telefono è riuscito a farsi comunicare da una 53enne di Silea i codici di accesso alla banca online, prelevando così dal conto della malcapitata la cifra di ben 10.000 euro. Un 49enne originario della provincia di Foggia, titolare della carta di credito su cui sono stati fatti confluire i soldi, è stato denunciato per truffa dai carabinieri impegnati in queste settimane in numerosi casi di raggiro denunciati dalle vittime. I militari di Riese hanno denunciato una 31enne cagliaritana che, messo in vendita un orologio di marca su un sito, è riuscita a farsi versare in conto 4.700 euro, salvo poi sparire. A Roncade, sempre i carabinieri hanno denunciato invece un 50enne romano che ha convinto un 53enne di Casale, con la scusa di riscuotere il pagamento di alcuni cerchi di motocicletta messi in vendita online, a ricaricargli all'ufficio postale ben 3.500 euro. Pochi istanti di pubblicità, poi vedremo in azione due ciclisti davvero particolari. Rieccoci in diretta, lo dicevamo prima della pubblicità, sono arrivati intorno alle 18, proprio in centro a Treviso, due ospiti molto graditi in bicicletta, guardiamo chi sono. Ciao ragazzi! Ciao! Benissimo! Posso dire una tipica parola trevigiana? Molto spritz! Minchia! Eccoli arrivati in bicicletta a Porta San Tommaso, sono Nicola Savino e Linus di Radio DJ. Partito il 7 giugno da Bergamo, città simbolo del lungo e difficile periodo di sofferenza della pandemia, il Tour de France dovrà percorrere 15 tappe che nel corso di 3 settimane porterà la squadra di DJ Chiama Italia a trasmettere ogni giorno da un comune diverso, da Bergamo fino a Cagliari, passando per Treviso. Che bella che è Treviso, non me la ricordavo così bella, forse che ho sempre visto solo le discoteche. Invece è meravigliosa. Uno che cresce in un posto così bello, poi quando va via di qua, cosa fa? Certo. Pochi fans ad accoglierli per evitare gli assembramenti. La cosa più bella e incredibile, noi abbiamo tenuto abbastanza riservato, diciamo, gli spazi, i percorsi, perché non volevamo questi assembramenti qua. e però cavoli, lungo la strada continuamente la gente che si affaccia alla finestra e ti incita, ti saluta. All'arrivo però è arrivato anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ciao. Sindaco. Ciao. Sì. Ciao, te hai l'aria da sindaco. Ho l'aria da sindaco. Ciao. La faccia da sindaco. Con tappe da circa 80 km al giorno, i due amici percorreranno tutta Italia. Domani Linus e Nicola si sposteranno a Padova, poi Ferrara e Ravenna. Questo vuole essere un tour legato alla ripartenza. Voglia di ripartire, voglia di muoversi e di stare insieme, insomma nei limiti, in sicurezza, però sicuramente legato alla ripartenza. Ciao, sono Linus e saluto tutti gli amici di Antena 3. Tanti baci, ciao. Dal saluto di Linus ancora bicicletta, ma parliamo però di bimbi in sella alla bicicletta per l'intitolazione del campetto permanente di educazione stradale a Gianni Di Chiara, filantropo che lo ideò. Siamo all'ex Foro Boario, sempre di Treviso.
Intitolato a Gianni Di Chiara, che lo ideò e progettò, il campetto di educazione stradale all'ex Foro Boario di Treviso. Alla cerimonia, a cui ha presenziato anche la figlia di Di Chiara, Giuliana, i bambini della scuola dell'infanzia Cristo Re sono saliti in sella mettendosi alla prova. L'obiettivo è quello di creare degli spazi sempre più a misura di bambino, quindi piste ciclabili, parchi, però loro devono imparare quelle che sono le regole base. Ringrazio davvero tutti, dalla polizia locale agli insegnanti, ai volontari, insomma, e Gianni Di Chiara ovviamente, che fin dall'inizio col sindaco Gentilini ha voluto dedicare questo spazio e creare questo spazio proprio per l'educazione stradale dei più piccoli. Campetto permanente che l'amministrazione intende sempre più valorizzare. Con l'obiettivo che possa rimanere aperto per sempre, tutti i giorni, in modo tale che una famiglia, se vuole, può venire il sabato, la domenica o durante la settimana a fare educazione stradale al proprio figlio. 600 le ore di educazione stradale dedicate dai vigili nell'ultimo anno agli studenti dalle scuole materne alle superiori. Ma l'area dedicata a Di Chiara, spiega Gallo, nei piani del comune può aspirare a diventare anche qualcosa in più. Trasformare questo campo di educazione stradale in un giardino educativo a 360 gradi, dove i bambini fin da piccoli possano osservare e imparare le regole non solo dell'educazione stradale, ma anche della convivenza civile all'interno di una società rispettosa delle regole. Regole che, tornando alla strada, non sempre proprio i ciclisti osservano. A volte queste regole non sono neppure conosciute da chi è in bicicletta, spesso ci sono persone, soprattutto anziani, che non hanno la patente. Qui si inserisce un ulteriore obiettivo che realizzeremo nei prossimi mesi, di fare educazione stradale anche agli anziani. Un nuovo collegamento diretto tra Belluno e Venezia, mobilità integrata, treno più bus per le 3 cime di Lavaredo, il ritorno di servizi intermodali verso le principali località turistiche venete sono le principali novità per il Veneto nell'orario estivo di Trenitalia al via da domenica 13 giugno. A questi nuovi collegamenti si aggiungono oltre 580 treni regionali e 12 nuove frecce che collegheranno il Veneto con Roma, Ancona e Lecce. Per quanto riguarda l'offerta regionale, tra le varie opzioni, ogni giorno 15 collegamenti consentiranno di raggiungere Venezia da Belluno e viceversa, senza cambi e con un risparmio di oltre 10 minuti sui tempi di viaggio. E ancora, tra le varie novità, ogni giorno 65 collegamenti tra la stazione di Mestre e il lido di Jesolo. Con un unico biglietto i viaggiatori potranno scegliere fra 200 collegamenti al giorno garantiti da Trenitalia verso Mestre e raggiungere il litorale veneto con bus assicurati da ATV. Sono solo alcune delle novità di questo nuovo orario di Trenitalia a partire da domenica. Abbiamo parlato di Belluno, allora andiamo nel bellunese. Bellunese dove prima dell'estate però si guarda a una data, una scadenza, 6 giorni che mancano per conoscere il futuro di ACC. Arriva fino alla metà di giugno infatti la disponibilità economica garantita dai principali clienti e fornitori dell'azienda che si sono messi a disposizione del commissario Castro in luogo delle banche. I sindacati sollecitano l'apertura di un tavolo al Mise. Scorre inesorabile il tempo per ACC e per le sue maestranze, ma le notizie attese dal Mise non fanno ben sperare. Le dichiarazioni del ministro Giorgetti al Festival dell'Economia di Trento sono state chiare. Le aziende decotte non vanno salvate, ha detto il numero 1 del Mise. A lui i sindacati si rivolgono con un nuovo appello accorato. In realtà non è un'azienda decotta. Se noi scattiamo una fotografia ad oggi è vero che l'azienda ha gravi perdite. Ma se giriamo un film, come abbiamo detto, vediamo che l'azienda potrebbe, con investimenti sul processo, sul prodotto, ritornare al centro della produzione della componentistica per l'elettrodomestico. Questo significherebbe dare la possibilità al mercato europeo di non essere legato alle produzioni cinesi e giapponesi. Noi ci auguriamo che il Ministro prima o poi apra un tavolo di discussione perché crediamo degli argomenti che possano convincerlo che investire su ACC oggi sarebbe investire sul sistema paese e sarebbe la chiave per rilanciare la produzione della componentistica in un settore, quello dell'elettrodomestico, che non può non essere centrale. E intanto mancano 6 giorni alla scadenza consentita dalla liquidità che i principali clienti e fornitori dell'azienda di Borgo Valbelluna hanno garantito in luogo delle banche. Venerdì prossimo i sindacati incontreranno il commissario straordinario Maurizio Castro. Con lui faremo il punto della situazione, ci auguriamo che la sua
come posso dire, il suo confronto con i clienti e fornitori abbia prodotto qualcos'altro e quindi ci sia possibilità di ulteriori giornate di produzione. Una soluzione temporanea in attesa dell'apertura di un tavolo al Mise al quale i sindacati sono pronti a portare un piano per il rilancio dell'azienda. Le soluzioni, giacché ACC in amministrazione straordinaria è dello Stato, non possono che arrivare dal governo e dai fondi previsti dell'attuazione dell'articolo 37 del decreto sostegni. La politica hanno fatto rumore le dimissioni del capogruppo consigliare della Lega a Palazzo Rosso, siamo a Belluno, Luciano Dapian. Nessun ribaltone, assicura il commissario Franco Gidoni. Un avvicendamento previsto, come accadde lo scorso anno per Maria Filippin, per dare spazio ai giovani e consentire al capogruppo uscente Luciano Dapian di lavorare per le prossime amministrative. Nessun ribaltone, assicura il commissario provinciale della Lega Franco Gidoni, ma una sorpresa c'è stata. Al posto di Dapian non entrerà Paolo Luciani, ma Annalisa Dal Mas. C'è questa discrepanza sulle liste dei voti delle elezioni 2017, che sarebbe interessante capire perché, nel senso che i dati pubblicati dovrebbero essere ovviamente uniformi e uguali, ma questo non ci preoccupa, nel senso che ovviamente ogni casualità può essere trasformata in un'opportunità. Annalisa Dal Mas entrerà in consiglio comunale, al di là di quanto successo in passato, afferma Gidoni, sarà un'occasione per riallacciare un rapporto interrotto per una diversa visione delle politiche del partito. Da parte nostra non c'è assolutamente nessun motivo perché Annalisa non possa rappresentare eventualmente su una sua scelta il partito. Partito che si prepara al rinnovo amministrativo di Palazzo Rosso nella primavera del 2022, il cantiere è aperto e già dopo l'estate partirà la campagna elettorale. Mi pare che la sezione di Belluno e anche i contatti con le altre forze politiche si stia arrivando a un progetto e a una condivisione anche sulla figura del sindaco. In una federazione del centrodestra? No, in questo momento si parla di alleanza, nel senso che tutto questo si è mosso ben prima, insomma, devo confessarlo, non è una cosa degli ultimi giorni. La federazione è uscita dopo, per cui se federazione deve essere sarà una federazione, se alleanza deve essere resterà alleanza. Infine a Pelarolo di Cadore, dove oggi è stato eseguito un alleggerimento del corpo frana alla Busa del Cristo. Il materiale è sceso spontaneamente, pari a circa 4-5 mila metri cubi. Il torrente Boite, fa sapere l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, verrà immediatamente liberato dal materiale. L'approccio all'intervento risolutorio, che prevede l'uso dell'esplosivo, resta esattamente come è stato previsto nel progetto originario. Il fatto che sia sceso del materiale spontaneamente, spiega Bottacin, conferma il fatto che la frana non è ancora sufficientemente stabile per fare intervenire gli operatori senza rischio. È davvero tutto, vi lascio anzi no, scusate, manca ancora un servizio prima di lasciarvi al meteo, perché devo ricordarvi un importante appuntamento di domenica 13 giugno, la festa di Sant'Antonio, perché è una giornata che, come l'anno scorso e ancora di più, seguiremo tutto il giorno, lo seguirà il gruppo Media Nord-Est. Vediamo. È il frate Antonio che guarisce, quello riprodotto nello straordinario dipinto simbolo del Giugno Antoniano 2021, che ritrae il miracolo con cui il santo riattaccò il piede al padovano Lorenzo, quello che sarà portato quest'anno lungo le vie e le acque della regione che lo ospitò in vita e dove il 13 giugno 1231 lo colse sorella morte. Due straordinari pellegrinaggi delle reliquie di Antonio scandiranno il ritmo di una giornata di festa e rinascita in un momento ancora segnato dalla pandemia che le telecamere di Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, accompagneranno nelle vostre case, diventando strumento di quel miracolo che il mese di giugno ripete ogni anno, la gioiosa devozione in questo uomo santo vicino alla gente. La Basilica sarà aperta alle 5:30 del 13 giugno e con padre Oliviero Svanera, rettore e custode della memoria di Antonio, anche noi apriremo questo giorno di festa. In mattinata poi seguiremo la peregrinazio della Basilica della Salute a Venezia, da cui per la prima volta uscirà diretta al santo la reliquia dell'avambraccio di Antonio, lì custodita dal 1652.
Accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia, la reliquia viaggerà lungo il Canal Grande e poi via terra per toccare luoghi simbolo, l'ospedale all'Angelo e quello di Dolo, per poi arrivare a Padova sul sagrato della Basilica. Qui la reliquia resterà per 7 giorni. Nel primo pomeriggio la tradizionale statua processionale di Antonio uscirà per benedire luoghi altamente simbolici di Padova. Il comando delle forze operative Nord, il carcere, la Camera di Commercio, il Comune, per rientrare per la celebrazione eucaristica delle 17. Venezia unita a Padova dalla devozione in questo santo così amato dalla gente veneta e da tutto il mondo, in una solenne benedizione di salute che grazie ai frati e attraverso il lavoro degli uomini e delle donne del network Media Nord-Est potrà arrivare a quanti la desiderano. Una giornata di festa preceduta da una tappa del Giugno Antoniano, il concerto del pianista Giovanni Allevi dalla Basilica del Santo, trasmesso in diretta venerdì 11 a partire dalle 21 su Rete Veneta. Adesso è davvero tutto, allora vi lascio al meteo, arrivederci. Meneghel, nuovo showroom, ceramiche e arredo bagno. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, anche nella giornata di giovedì 10 giugno a prevalere sarà il bel tempo, ma con qualche eccezione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente in mattinata sarà ampiamente soleggiato. Con il passare delle ore poi sarà possibile qualche addensamento e non si escludono degli acquazzoni sui settori montuosi. Attenzione perché qualche pioggia potrebbe raggiungere anche le pianure circostanti. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche in questo caso a seguire avremo dei rovesci, specie in montagna. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, diffusa instabilità al pomeriggio con precipitazioni frequenti, andrà meglio però al mattino. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Meneghel, nuovo showroom, ceramiche e arredo bagno.